Gentile pubblico, buongiorno e benvenuto non solo in questa splendida vallata che è la Val Cimuliana, bensì nella materializzazione del concetto di nirvana camperistico. Prima di iniziare questa attesissima puntata volevo ringraziare e salutare i taglialegna, le macchine che passano, il cameraman, il direttore della regia, il montatore video, gli attori principali, le comparse e nonché lo sponsor Link Innovation. Per quanto il nome possa distrarti, gentile pubblico, Link Innovation è un'azienda italiana. Quante volte mi hai sentito dire che un camper senza bicicletta, no, seriamente, quante volte l'ho detto? Non è niente. Per carità, guardiamo l'oggettività e la soggettività delle cose, in questo caso la soggettività. Per me, meglio, non è assolutamente concepibile fare un disastro di strada per arrivare col camper in un posto e stare nei pressi dell'area camper. Assolutamente no, il posto va vissuto, va visitato. Senza tanti giri di parole non devo farti la storia della bicicletta né tantomeno la storia di questa azienda che le produce, bensì devo offrirti una prova reale. Semplicemente un test ride in condizioni un po' particolari, ma questo lo vedremo dopo. Come prima cosa voglio parlarti della scelta della tipologia di e-bike. Me ne sono state offerte due da recensire, la pieghevole, la classica, e questa secondo me è fighissima graziella che mi ricorda tanto il film di E.T., è veramente bellissima, e tra l'altro in edizione limitata, color azzurro come gli adesivi di Pullman. No, stringo veramente, promesso. In sostanza, la bici pieghevole, non e-bike ma la bici pieghevole, io l'ho già provata. Allora, stringi, ci sono varie tipologie di camper, ci sono i camper col garage o i camper con il portabici, e poi ci sono i camper che non hanno il garage e non hanno il portabici. Questi ragazzi, con tutto il rispetto, sono la minoranza, ok? La maggioranza dei camper ha il garage e la maggioranza dei camper, oltre al garage, oppure se non ha il garage, ha un portabici fuori. Pertanto, tra una bici pieghevole e una bici non pieghevole, ovviamente non solo per motivi di stabilità, è decisamente meglio la bici monoblocco tutta di un pezzo. Per gli storici del canale basta ricordarsi quando provai una bici pieghevole nel camper. Ovviamente non ho il garage, non avevo il portabici a tenerla fuori, quindi la stivai dentro. La bici pieghevole diventa molto spigolosa, ok? Una volta chiusa. Ho visto che iniziavo a ammaccarmi i mobili, la bici non stava ferma, dovevi legarla in 50.000 modi, eccetera. Ovviamente è durata 2 giorni e poi l'ho venduta subito. Pertanto diamo il benvenuto alla Ash. La linea, come puoi vedere, è molto moderna ed elegante, con quei leggeri tratti di vintage ET telefono casa e con tutta la moderna tecnologia che ci sta dietro, quale i freni a disco, la batteria, attenzione, integrata nel reggisella. Tutto il bastone della sella in realtà è la batteria ed è anche rimovibile, in modo tale da poterla ricaricare in camper o comunque anche tenerla al sicuro all'interno del tuo veicolo. Il cambio doverosamente Shimano a 7 rapporti, telaio in lega di alluminio, una batteria Samsung agli ioni di litio da 10,2 Ah.
copertoni da 20 pollici, dei bellissimi freni a disco con effetto margherita, diciamo questo è un termine motociclistico, sia anteriori che posteriori, portapacchi scusate, ma non so, a me piace tantissimo, soprattutto con l'anteriore, è bellissimo. Cavallettino, parafanghi, computerino di bordo, sella regolabile, catari frangenti un po' dappertutto, la lucettina, che mancava solo che spezzetto. Mi fermerei qui con le descrizioni, ricalcando però le cose importanti per i camperisti. Allora, la batteria 10,2 Ah, ok? Quindi se è una batteria al litio da 100 Ah è un decimo di batteria o poco più, ok? Quindi poi con una batteria del tuo camper puoi ricaricare 9 volte circa la batteria della bicicletta. Tempo di ricarica ovviamente sotto inverter, in quanto l'alimentatore è a 220, ok? Tempo di ricarica 3 ore e mezza. L'autonomia in realtà non posso raccontartela, come non può raccontartela nessuno, non so se segui già un po' il mondo e-bike, in quanto è sensibilmente variabile in base a numerosissimi fattori, quali ad esempio la ripidità del terreno, il tipo di terreno stesso, la pressione dei pneumatici, il peso del conducente, in questo caso ci abbiamo caricato sopra un 21 kg più del solito, sì esatto, sono ingrassato. E tu mi dirai, sì ok, ma ho bisogno di capire più o meno quanto. Fermo là. La casa ti dichiara dai 35 ai 60 km di autonomia. Ti dico subito, i 60 km di autonomia li raggiungi se hai un peso medio di 70 kg, se la bici è in buone condizioni, quindi non hai nulla che gli ostruisce i rapporti, catena lubrificata, gomme gonfie, eccetera, eccetera, e ovviamente se sei sull'asfalto in pianura, con un'assistenza media della pedalata. Altrimenti, con l'assistenza al massimo e in terreni sconnessi, salite, eccetera, ovviamente la batteria, questo te lo dico già in anticipo, ancora prima di provarla, assolutamente non ti farà neanche 30 km, ma questo lo vedremo più avanti. Ti sto organizzando un giro veramente molto molto interessante e a dir poco estremo per una city bike. Piccolo inconveniente tecnico nel frattempo, mi sono buttato fuori la caviglia scendendo dal camper, dolore! Oh, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, she really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, and she's always ready. Bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam. Get it. Whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, she's from Birmingham.